Senza te, e subito penso che potrei morire anche con te. Buona, avanza, contro l'ignoranza. Cittadino, non ci guardare, scendi in piazza a manifestare. Da Venezia a Belluno, a Treviso, Vicenza, Verona, il Veneto si è fermato portando in manifestazione 30.000 lavoratori, pensionati, studenti, 7 capoluoghi di provincia, 7 cortei. CGIL e UIL hanno portato in piazza la rabbia e la delusione nei confronti di un governo che non dialoga. Oggi siamo anche a dar voce a tutti quelli che non ce l'hanno, a quelli che per scioperare sono costretti a prendere un permesso. Un Veneto particolarmente colpito, dove la crisi si è mangiata a pezzi interi di settori produttivi, dal bellunese con la crisi di ACC, dal Standard al trevigiano con le vicissitudini di Electrolux. Abbiamo bisogno di risposte e la piazza di oggi, che è il paese reale, le chiede con forza. Il lavoro è un investimento per il paese, dobbiamo ritornare a considerarlo tale. In corteo contro l'approvazione della legge di stabilità, il Job Act, contro la riforma delle pensioni e della scuola che agli studenti non appare più tale. A Venezia gli studenti hanno occupato l'ufficio stage di Ca' Foscari, tema dominante delle manifestazioni, il lavoro. I posti di lavoro si creano investendo in ricerca, investendo in nuove tecnologie, investendo in risorse umane, dando più risorse all'università, alla scuola, creando sinergia tra l'università e posti di lavoro. Esplode in piazza la rabbia contro il governo e il suo premier colpevole di fare, dicono, riforme depressive. Dalla piazza e dal palco un messaggio forte e chiaro. Caro Renzi, noi c'eravamo prima di te e resteremo anche quando tu andrai via. E se continuerai con queste proposte, ci auguriamo anche che tu vada via presto.